L'amour, l'amore che muove il mondo, che è il motore del mondo. Oggi dedichiamo questa puntata del Sorriso delle Piante qui da Floor Garden proprio all'amore. Ica, benvenuta. Grazie. Sempre sorridente tu. Sono Perché? innamorata. Ah, è vero, perché lei, oltre a vivere qua in mezzo ai fiori e alle piante, che già è bello di suo, è anche innamorata. Oltretutto da tanti anni. 16 anni. 16 anni, eri piccola così quando l'hai conosciuta. No, però è bello, se fa stare così bene dovrò innamorarmi anch'io prima o poi, che sono un po' più... Innamorata in mezzo ai fiori. Innamorata in mezzo ai fiori, vabbè, e io niente, a patire. Allora, arriverà. Oggi vi regaliamo qui da Floor Garden, o meglio, vi suggeriamo di regalare questa cosina al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata. Una cosina di poco costo, ma molto simpatica ed economica, come sempre, molto d'effetto, ovvero la rosa con la bacchetta d'amore. la bacchetta dell'amore. Questa è un'invenzione di Floor Garden, diventerà una moda prima o poi. Che ne so, vedete una ragazza in discoteca, al Bulli, al Meccano, la volete conquistare? Venite qua, vi confezionate la bacchetta dell'amore, poi andate lì e conquista già fatta, roba... L'amore è magia. La bacchetta dell'amore. Come si costruisce sta roba? Allora, ci servono delle rose, una bellissima rosa rossa, poi abbiamo bisogno della bacchetta, che sono delle bacchette in plastica rosse, a forma di cuore, poi abbiamo bisogno della gisofila. Della? Gisofila. Gisofila. O nuvoletta, o velo da sposa. Ah, ecco, lo conoscono tutti come velo da sposa, invece si chiama gisofila. Gisofila. Ok, e poi? E poi dei gadget per San Valentino, quindi cuori, pupazzetti, insomma abbiamo una vasta scelta. Allora, mentre Ica comincia il suo lavoro, io vi voglio ricordare che San Valentino non è soltanto una festa commerciale, è veramente un modo per ogni tanto pensare alla nostra innamorata, al vostro innamorato, perché è importante dedicare dei momenti, sai, solitamente siamo distratti dalla vita quotidiana, ci si pensa poco. Ecco, giornate come queste servono proprio a pensare un attimo a chi abbiamo vicino. Oltretutto, noi vi facciamo anche spendere poco, questa è una cosa d'impatto, d'effetto, ma di poco conto. Ad esempio, queste bacchette, io parlo di prezzi tranquillamente, queste bacchette costano €1, cioè tutti i gadget che qui abbiamo, come vedete, sono tanto carini, stiamo parlando di centesimi, quindi è una cosa veramente di poco costo. Dobbiamo avvolgere... Allora, non ho fatto altro, ho preso il filo animato, un filo animato molto sottile, che proprio serve per fare questo tipo di lavori, passarlo attorno, in questo caso al cuore, e fare la gisofila a pezzetti, proprio dei piccoli ramoscelli di gisofila. Non faccio altro che poggiarli sulla nostra bacchetta e passarle sopra il nostro filo animato. Ovviamente questo è un procedimento che richiede un po' di tempo, noi abbiamo qua il lavoro quasi pronto, guardate qua, questa è la nostra bacchetta dell'amore che però si può personalizzare, noi abbiamo scelto di farla così, rossa e col velo da sposa, ma si può fare in tantissimi modi, sbaglio? Si può fare col nastro, si può fare con del tessuto, con i petali. Con i petali, è vero! Vedete quanti suggerimenti? Questo qui poi non è soltanto un modo per fare un regalino a basso costo, ma è un modo per stare insieme, perché questa cosa la potete costruire insieme ai vostri genitori, piuttosto che il papà lo può costruire con i figli per regalarlo alla mamma. È un modo per di nuovo cominciare a stare insieme, che è molto importante. Guardate il risultato finale, è molto carino. Poi ci va magari un nastrino, un bel nastro, si può confezionare o con della rete oppure regalarla così al naturale. Mettiamola alla rete, così facciamo vedere proprio il prodotto finito. Nel mentre io ne approfitto perché è tutta la puntata che ho questa scritta davanti. Guardate qua, Mella. Allora Mella è il nome della fidanzata del cameraman, usiamo la televisione anche per questo, è il loro anniversario e guardate che bel pensiero che ha fatto lui, è una cosa semplice, gratis, ma sono sicuro che sarà d'impatto. E io vi aggiungo anche un'altra cosa, guarda Roberto, questa è una sorpresa che ti faccio io, ti metto così, le faccio anche i cuoricini qua, ti metto la tua fotografia, va, questo è uno sposalizio sicuro, poi venite da Floor Garden, comprate tutti i fiori, gli addobbi e via, festa grande. Io sono convinto che Bella sarà contenta perché è il pensiero che conta, non è retorica, è veramente il pensiero che conta. Credetemi, altro che gioielli, si può fare tanto con cose semplici. Guardate, adesso Ica sta terminando la sua opera, guardate che carina, colorata, simpatica
è magica. È magica, sì, la nostra bacchetta dell'amore e la nostra rosa rossa. Bello, 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 sono contento di imparare queste cose da Floor Garden, basta un po' di fantasia. proposito. Dimmi. Visto che stiamo imparando tante cose, volevamo informare i nostri clienti che abbiamo un sito dove trovate tutte queste cose che vedete, ci sono le notizie del mese, tutti i nostri consigli, insomma sempre aggiornato. Questo del sito me l'hai anticipato perché lo volevo ricordare, perché è un sito molto carino in cui potete addirittura comunicare con loro, quindi se avete delle domande da fare, loro poi vi rispondono tranquillamente, gratis, informandovi delle curiosità che voi avete espresso. Esatto, sulle nostre promozioni, le nostre offerte, tutte le nostre composizioni. Quindi ricordiamo floorgarden.it, alla prossima puntata ovviamente ci stiamo avvicinando piano piano alla festa del papà, insomma ci sono La donna. alla festa della donna, quindi aspettateci perché vi daremo un suggerimento a basso costo anche in quel caso. Da Floor Garden è tutto, allora Mella sarà contenta, io invece questa la dedico alla mia ipotetica fidanzata, chi vuole mi chiami, io rispondo subito, tranquilli. Buona giornata a tutti. Buon San Valentino a tutti.